Ehi ragazzi, bentornati sul nostro canale di notizie del Napoli. Sono Josep e oggi approfondiremo gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli, concentrandoci sulle mosse e sulle strategie del club per rinforzare l'attacco prima che il mercato chiuda. Preparatevi, perché la notizia è calda e promette molto. Ciò che tutti stavano aspettando finalmente cominciò a manifestarsi. Mancano solo una decina di giorni alla fine del mercato e il Napoli è in corsa contro il tempo per risolvere una delle sue più grandi necessità, un attaccante di qualità. Con la stagione già iniziata e 2 partite giocate senza riuscire a trovare la rete, il problema nel settore offensivo è diventato ancora più evidente. Innanzitutto, un grande sollievo è arrivato con l'arrivo del brasiliano David Neres. Il giocatore è stato sottoposto alle visite mediche ed è atteso come rinforzo importante. Il Napoli ha raggiunto un accordo da 30 milioni di euro con il Benfica, che rappresenta un colpo significativo per il club, portando in rosa un giocatore dal grande potenziale. Neres dovrebbe aggiungere più dinamismo e creatività all'attacco, ma l'attenzione vera resta quella di trovare un centravanti in grado di risolvere i problemi del gol. In questo senso, per il tecnico Antonio Conte il nome di Romelu Lukaku resta la principale priorità. Il tecnico vede nel belga la soluzione ideale alla mancanza di gol, ma la trattativa non è semplice. Lukaku, più di 30 anni e con un ingaggio considerevole, rappresenta un cambiamento significativo nella politica degli ingaggi del Napoli. Conte però è determinato a fare di tutto per portare Lukaku, sottolineando l'importanza che l'allenatore attribuisce al suo arrivo. Oltre a Lukaku, un'altra alternativa emersa nelle ultime settimane è il giovane attaccante dell'Atletico Madrid, Omorodion. Classe 2004, il giocatore è considerato uno dei profili più promettenti del calcio internazionale. La sua giovane età e il potenziale di crescita lo rendono un'opzione interessante per il Napoli, che potrebbe sfruttare la sua giovinezza e le sue energie per potenziare il proprio attacco. Anche se Lukaku resta la priorità, il Napoli sta valutando tutte le opzioni a disposizione. L'acquisto di Omorodion potrebbe essere un modo per riequilibrare la rosa, inserendo un giocatore giovane e di talento a un costo inferiore rispetto al veterano belga. In questo modo, il club cerca di allineare i suoi bisogni immediati con una visione di un futuro sostenibile. Insomma, il Napoli si sta muovendo velocemente per rinforzare il proprio attacco prima che chiuda il mercato. L'arrivo di David Neres è un passo positivo, ma la vera sfida resta trovare il centravanti ideale. L'inseguimento di Lukaku rappresenta un tentativo audace di risolvere subito il problema dei gol, mentre l'interesse per l'Omorodion rivela una strategia a lungo termine. Il tempo stringe e i prossimi giorni saranno cruciali per definire come sarà l'attacco del Napoli in vista della stagione. Resta sintonizzato sul nostro canale per ulteriori aggiornamenti e analisi su tutte le mosse del Napoli e altre notizie di calcio. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna novità. Alla prossima e forza Napoli!